Buonasera, benvenuti nei nostri studi. La puntata che stiamo per iniziare parlerà delle nuove generazioni del Tigullio, prendendo spunto da un convegno che si terrà a Chiavari il 26 maggio prossimo, ma soprattutto da un progetto che si sta tentando di realizzare sul nostro territorio diocesano, partendo da una società multietnica che è quella che ci circonda. Ne parliamo con il responsabile dell'ufficio Migrantes della diocesi, Don Beppe Colomba, benvenuto in trasmissione. Buongiorno. E da Stefano Solari, che è assistente sociale nel comune di Chiavari. Benvenuto, sì. Stefano. Sì. Ecco, già le due figure rappresentate ci danno un'indicazione su chi in questa fase qua sta studiando un progetto, come potremmo definirlo, Don Beppe? È una presa di coscienza di una realtà che ormai è quella consolidata, ovvero quella di una società che è fatta sempre più da molti rappresentanti di varie etnie. Un progetto non nato a tavolino, ma frutto di una serie di incontri. Io sono da parecchi anni colpito dai dati che Francesco Gastaldi propone attraverso il secolo, i dati della presenza degli immigrati stranieri nel territorio del Tigullio. Allora, colpito da questo, impressionato da questi dati, ho cercato l'assessore ai servizi sociali del comune di Chiavari e ho detto all'assessore: ma perché non proviamo una volta a incontrarci noi rappresentanti della Chiesa, no? Ufficio Migrantes, Caritas, pastorale della scuola, e con voi, magari semplicemente per scambiarci le impressioni che abbiamo di questo dato, e le informazioni, perché io fra l'altro non conosco, sono quello che conosciamo anche dal punto di vista della pastorale rivolta verso i migranti, è una cosa piccola rispetto al fenomeno che c'è. E ho trovato nell'assessore Fiammetta Maggio un interesse, un ascolto, e da parte sua si è subito mossa per coinvolgere gli altri distretti sociosanitari e siamo arrivati all'idea di incontrarci. Contemporaneamente Don Alberto Gastaldi, che è il direttore dell'ufficio scuola, università e responsabile della pastorale giovanile, mi dice, quando io gli ho parlato di questo mio intervento, dice: sai che io per il 26 maggio ho invitato Eraldo Affinati? Eraldo Affinati è uno scrittore, un insegnante famoso di Roma, perché da anni porta avanti una iniziativa molto interessante di aiuto allo studio, di educazione rivolta verso i giovani immigrati. E mi dice: facciamo una cosa, proponiamo all'assessore di iniziare con questo incontro. Questo incontro ci permette di partire con un gesto che abbiamo pensato in comune, cioè noi, la Chiesa diocesana e il comune di Rapallo, poi in realtà sono tutti i distretti sociosanitari, facciamo questo convegno. E in seguito a questo convegno troviamo anche l'occasione, lo spunto per incontrarci e cominciare a condividere insieme le nostre impressioni. E così è nato. Spieghiamo anche il ruolo appunto istituzionale dei distretti sociosanitari, in questo caso Chiavari come comune capofila, però è un progetto questo che è assolutamente esteso a tutto il territorio del Tigullio. Ma diciamo che per noi operatori è sempre importante, sono sempre importanti questi momenti di approfondimento, perché ci consentono di vedere la situazione, di fermarci un attimo, poter analizzare meglio ciò che accade. Ecco. Poi noi sono anni che come operatori dei servizi sociali affrontiamo e comunque abbiamo e lavoriamo con le persone immigrate.
soprattutto in questi ultimi anni sono stati periodi un po' difficili e complicati per via di questa famosa crisi, ecco. Per cui poterci fermare, poter approfondire, poter analizzare un po' la situazione anche da un punto di vista culturale, no? È sempre molto interessante e anche molto utile per noi, per poter meglio rispondere. Sicuramente il fatto anche di condividere delle informazioni, perché c'era il rischio magari di operare in maniera disgiunta istituzioni rispetto alla diocesi, che di fatto sta portando avanti una pastorale dei migranti già da tanto tempo. Certo, certo. Sì, senz'altro il valore è proprio questo, proprio quello di condividere e dialogare insieme, no? Fra la realtà della nostra Chiesa diocesana e le istituzioni che, come dire, si rivolgono anche verso questa popolazione. Stiamo parlando degli immigrati residenti, cioè stiamo parlando di questo. Noi non stiamo mettendo a tema i profughi che arrivano, quindi i richiedenti asilo, certo, che peraltro sono un'esigua minoranza del nostro territorio, perché stiamo parlando di 50-60 persone, di 100, mentre i numeri di quelli che già risiedono, le nuove generazioni sono impressionanti. Addirittura stranieri di seconda generazione nati magari già in Italia, nel nostro territorio. Diamo così alcuni numeri, ecco, poi magari i numeri sono sempre un po' freddi, ma mi aiuterete voi poi a spiegare anche proprio in base alla ricerca fatta dal professor Francesco Gastaldi. Allora, a Chiavari ad esempio gli stranieri residenti sono 2.434 su un totale di popolazione residente di 27.429. Di questi 282 sono stranieri minori di 8 anni, quindi da 0 a 8 anni, 222 da 9 a 17 e 504 coloro che hanno più di 17 anni, sempre minori, quindi da 17 a 18 anni. Quindi Rapallo ad esempio il numero sale, sono 3.201 gli stranieri su una popolazione più alta che è 29.778, con una percentuale di minori stranieri residenti del 22,56. Stiamo parlando di numeri significativi, Don Beppe. Anche in premessa noi dicevamo comunque anche il numero delle nascite è più significativo rispetto ai nati italiani. Esatto, io ho come dire, provocato da questi dati, mi sono informato circa i nati a Rapallo nel 2017. I nati a Rapallo nel 2017 in totale sono 194, gli italiani 128, gli immigrati residenti 66. Nel 2016, cioè l'anno precedente, il totale super giù uguale, 191, quindi 3 persone in meno. Gli italiani 151 e gli stranieri 40. Quindi dal 2016 al 2017 vediamo un incremento di stranieri di 26 unità su 66 e un decremento di italiani di 23 unità. È un dato che mi ha colpito, perché se questo qui è un caso, ok, va bene, ma se questo dato, questo incremento da una parte e decremento dall'altro, è un dato che descrive un andamento, proponiamo, dal 2010 in avanti, allora possiamo dire che con questi dati fra 4-5 anni ci saranno 1 a 1, cioè ci sarà la metà dei nati a Rapallo saranno stranieri rispetto. Questo cosa vuol dire? Ma io penso innanzitutto alla nostra pastorale, alla pastorale tradizionale che facciamo nelle varie parrocchie, legata all'accompagnamento dei minori nel loro cammino di iniziazione alla fede. Cioè noi attraverso queste iniziative incontriamo tutti i bambini che vengono coinvolti dagli oratori, nelle gite, nelle vacanze. Fra 6 anni, come dire,
dovrà cambiare il nostro modo di approccio, perché avremo metà di questi che magari non sono nemmeno cattolici, no? Certo. D'altra parte, se vogliamo, come dire, costruire una Chiesa che è in uscita, che dialoga con tutti, non possiamo non considerare questo fatto. Dal punto di vista invece di quello che è l'aspetto più sociale, dell'assistenza, in che modo bisognerà anche adeguare, o vi state già adeguando alle esigenze che poi si verificano sul territorio? Qual è un po' il vostro specchio, il vostro... Ma sostanzialmente occorre, allora intanto i servizi che noi proponiamo, e credo di poter parlare per tutti i distretti sociosanitari, sono uguali per tutta la popolazione, per tutti i cittadini, quindi non è che ci sia differenza. Credo che sostanzialmente però cioè la diversità sia un aspetto, riguardo l'aspetto culturale, cioè quello che dice Don Coloma, no, è vero, e diciamo che penso che siamo in continua evoluzione, in un continuo cammino, no? Per cui noi dobbiamo sempre vedere ciò che accade per poter capire anche chi abbiamo di fronte. Ecco. Poi è molto importante, tra l'altro in questo periodo, in questi ultimi anni, l'aspetto legato alla seconda generazione, alla terza generazione, i contrasti che a volte ci sono, ma come in tutte le famiglie, no? Anche italiane su alcuni aspetti, gli immigrati ad esempio, gli stranieri hanno delle problematiche legate un po' a quelle che sono le tradizioni dei loro paesi di origine con le tradizioni che sono qua in Italia. E spesso i genitori si trovano un po' a dover fare i conti con questo. Altro aspetto secondo me importante, ad esempio soprattutto legato alle nuove nascite, è che i ragazzini, i bambini che nascono ora sono un po' tra due, no? Non sono né come dire, cittadini, non si sentono né cittadini di provenienza del loro paese né cittadini italiani, e quindi si trovano veramente in una situazione, e su questa cosa qui, su questi aspetti noi ci dobbiamo interrogare anche per aiutarli, per essere di sostegno a queste famiglie, in modo che possano anche far fronte a queste problematiche che sono secondo me molto non serie, ma sono problematiche reali. Poi credo anche che, come dice Affinati, che questo sia una ricchezza, cioè la diversità, il fatto, le culture che arrivano nuove, che siano veramente per noi una ricchezza, e sono anche un momento, credo anche, di confronto con noi stessi, perché noi figli, noi italiani, siamo figli dei nostri genitori, dei nostri nonni, insomma ci portiamo inevitabilmente quelle che sono le nostre esperienze, no? E quindi è anche un modo per capire un po' come siamo, da dove arriviamo, come dire, come dicevo prima, mi ripeto, anche solo per fermarci e per riflettere un po' su quello che eravamo, per poi capire dove stiamo andando. Io credo che questo sia molto importante. Ed è anche un arricchimento da un punto di vista culturale, perché chiaramente mettendo a confronto due culture differenti poi si avrà un arricchimento anche per i ragazzi. Nel concreto però per le nostre nuove generazioni di fatto già questa integrazione c'è nella scuola, c'è già nelle attività che svolgono, nelle attività di svago, certo, però poi nel concreto a livello di servizi quanto è importante anche questo cammino che state iniziando, a livello proprio anche dell'attività che poi andrete a svolgere, aver messo a confronto anche questi due angoli visuali. Ma è importante perché ovviamente spesso i ragazzi fanno meno fatica a integrarsi rispetto a noi adulti, quindi dovremmo prendere anche un po' più spunto da loro, essere un po' meno, crearci meno problemi noi innanzitutto, per cui a volte prendere spunto più da loro. Ma in concreto significa avere la possibilità di sedersi a un tavolo anche con gli operatori del terzo settore, non solo del pubblico, e poter confrontarci in modo più approfondito rispetto a queste problematiche, perché noi, ad esempio, noi collaboriamo tantissimo con la Caritas, ad esempio, ma col terzo settore, con le cooperative, con gli educatori, ecco, rispetto a queste problematiche, però la possibilità comunque in questa società sempre di corsa, sempre in continuo movimento, invece la possibilità comunque di poter approfondire anche da un punto di vista qualitativo del servizio che noi come servizi sociali offriamo, questo credo che sia molto importante e significativo. E poi
tutti i momenti di confronto e di arricchimento con le altre figure che lavorano sono sempre importanti. Ecco. Affinati riconosce questi aspetti, no? dicendo che il confronto con queste nuove culture è molto importante, perché gli permette anche di vedere, lui è partito dalle sue esperienze per poi approfondire invece le questioni legate alle nuove culture, no? E credo che comunque questo sia, per noi, questo sia un aspetto qualitativo importantissimo. Ecco. Don Beppe, stiamo parlando di una società quindi multietnica, multirazziale, multireligiosa, come diceva lei, e nel concreto invece della vita della Chiesa, proprio anche della proposta, della pastorale, lei quali azioni vede possibili anche da mettere in campo, quali forze? Intanto io ho fatto un accenno ai minori, ma il nostro interesse è rivolto evidentemente a tutta la realtà, anche agli adulti. Attualmente in diocesi noi verso questo mondo variegato ci rivolgiamo accogliendo nelle nostre comunità l'esigenza che questi gruppi hanno di ritrovarsi insieme. Per esempio nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa c'è un centro di incontro per i latinoamericani. Nella mia parrocchia San Pietro di Novella una volta al mese si vedono i filippini. Quindi da una parte vorremmo continuare questo lavoro di ospitalità, di incontro, di dialogo, favorendo questa possibilità semplice. Dall'altra poi c'è tutto un problema di integrazione per quanto riguarda i cattolici del cammino di vita cristiana che le nostre comunità svolgono, e per quanto riguarda invece le altre religioni, le altre confessioni e le altre religioni, c'è tutto un lavoro di dialogo ecumenico, di dialogo interreligioso che è partito in questi per esempio sia dal punto di vista ecumenico che dal punto di vista del dialogo interreligioso. Nella nostra diocesi vengono portate avanti diverse iniziative. Poi c'è tutto il lavoro che porta avanti la Caritas di risposta ai bisogni. Lì evidentemente non si distinguono, non si fa un discorso solo per i cristiani o solo per i cattolici, ma si fa un discorso aperto a tutti, con tantissime iniziative, dai centri di ascolto alle mense, alle varie iniziative di sostegno alle famiglie che la nostra Chiesa porta avanti. Quanto le nostre comunità percepiscono il fenomeno dell'immigrazione come un arricchimento più che un problema? Questo è una bella domanda perché per noi cristiani, non dovrebbe esserci assolutamente dubbio su questo, perché la Chiesa nasce con la Pentecoste, che è il momento in cui Pietro e gli Apostoli si rivolgono a persone che provengono da varie nazioni, da varie culture, da varie realtà, e uno dei prodigi della Pentecoste è che gli Apostoli annunciano Gesù e sono capiti da tutti, no? Quindi c'è una già esperienza di inculturazione già all'inizio, no? Se poi lei mi chiede quanto siamo coscienti di questo, non lo so, oppure quante volte i cristiani, invece di avere un giudizio proprio che proviene dalla fede, si affidano agli slogan e a certi discorsi che a volte sentiamo, no? sugli immigrati, che sono quelli che 100 anni fa, quando gli italiani andavano negli Stati Uniti, si sentivano dire da coloro che abitavano negli Stati Uniti.
C'è il rischio di vedere lo straniero da un punto di vista quasi esclusivamente assistenziale. Abbiamo parlato di Caritas, abbiamo parlato di servizi sociali, però ci sono anche degli stranieri ben integrati che lavorano sul nostro territorio, che danno lavoro sul nostro territorio. Certo. C'è un po' il rischio però di in qualche modo richiuderli in un aspetto che è quasi sempre legato all'assistenza che si dà. Ma certo che questo penso che, io credo perché fondamentalmente ci sia sempre paura della diversità, no? La diversità fa sempre paura, per cui è sempre un motivo anche di scuse a volte rispetto. Allora, dal nostro punto di vista come operatori, e a questo punto credo di poter dire anche a livello Caritas così, non c'è questo problema, questo rischio. A volte c'è il rischio nella popolazione, sì, perché si pensa che chi porta il problema sia quella particolare categoria in realtà non è così. Noi possiamo vedere che le problematiche più o meno gravi o anche solo economiche poi in realtà attannagliano tutti le culture. O addirittura che tolgano degli aiuti o delle opportunità a chi è residente, anche un po' questa, anche una visione che si dava. Sì, ma questo, guardi, io dico questo perché credo che proprio sia significativo. Io ovviamente mi occupo a chiave della multiutenza, no? Quindi allora, a volte capita che arrivano gli italiani da me e mi dicono magari non possiamo aiutarli oppure non troviamo in quel momento una risposta soddisfacente per la persona, e diciamo ma voi aiutate solo gli stranieri, no? Arriva lo straniero ma nel giro di 10 minuti dice la stessa cosa, voi aiutate solo gli italiani. Allora a me verrebbe da mettervi un po' d'accordo, perché allora vuol dire che o non aiutiamo nessuno. Credo che poi in realtà la questione sia molto più complicata, che è difficile a volte trovare la soluzione giusta per tutti, sia per l'italiano che per lo straniero, e quindi questo poi crea, è facile come dire trovare, o è più facile trovare a volte, tra virgolette, passatemi il termine, delle scusanti. Il problema è che è un problema molto più ampio, cioè non è solo legato all'immigrato, è logico che se ci fossero meno immigrati probabilmente ci sarebbe anche più lavoro per tutti, ma noi ormai siamo parte dei cittadini del mondo, no? Lo dice anche i nomi del mondo, ecco, insomma, certo. Lo dice il convegno, è così, è proprio vero. Forse noi dobbiamo anche comprendere che facciamo parte di questo contesto molto più ampio, e su questo lavorare per migliorare la condizione attuale. Questo credo che sia la cosa più che bisognerebbe. E poi è assolutamente vero quello che dicevi, che ci sono degli stranieri che sono assolutamente integrati e che danno lavoro. Dirò di più, nel mio lavoro io spesso chiedo aiuto proprio per anche aspetti culturali o per capire meglio ad alcune persone, per comprendere e farmi aiutare rispetto a situazioni, no? Magari quelle più impegnative. Non per ultimo, ad esempio, noi lavoriamo moltissimo con il servizio di etnopsichiatria dell'AS4, no? Che sono proprio specializzati rispetto a questioni legate agli immigrati, proprio perché in situazioni molto più complesse, caratterizzate da situazioni difficili, un aiuto anche che ci permetta di approfondire determinate tematiche, di comprendere meglio certe dinamiche che avvengono, questo è importantissimo, per cui noi lavoriamo, per noi è una risorsa. Ecco. Prego. Io vorrei aggiungere a quello che tu hai detto un'osservazione che io vedo. Nella mia parrocchia, San Pietro di Novella, che è una parrocchia piccola, in questi mesi stanno costruendo 4 case. In 3 di queste 4 case le maestranze che stanno lavorando sono stranieri. Mi chiedo, è perché sono concorrenti rispetto agli italiani? Non credo, perché poi il materiale lo comprano qui, non è che lo vanno. Certo. Mi chiedo invece, penso che sia più vicino alla realtà dire che ci sono molto più stranieri che lavorano nel campo dell'edilizia che italiani. Cioè gli italiani certi lavori anche nel campo tendono a non farli più. Fare il manovale alle persone anziane sole, anche tutto un ampio ventaglio di persone. Ma fare il lavapiatti. Andiamo a vedere nei ristoranti di Rapallo quanti lavapiatti italiani.
Sì, poi è vero quello che dicevi, che magari a volte certi italiani dicono ma quando sono gli stranieri non chiamano noi. Non credo. Dal non punto credo di vista che sia invece così. dal lato opposto, dall'angolo visuale opposto, quanto c'è desiderio poi magari di mantenere le proprie radici anche facendo gruppo tra stranieri della stessa nazionalità? Parlavamo prima dei latinoamericani, parlavamo prima di questi gruppi di filippini. C'è un desiderio di integrarsi o tendono comunque poi dopo ad raggrupparsi? Ma io questo aspetto lo vedo positivo, cioè sono tutti e due aspetti positivi e complementari. Io credo che da una parte occorre dare ai nostri fratelli immigrati la possibilità di custodire la memoria delle loro origini, custodire la memoria della loro cultura, e dall'altra aiutarli a non chiudersi evidentemente della loro cultura. Quindi le due cose devono camminare insieme. Da una parte accoglierli e favorire che ci possono essere dei momenti di festa fra di loro, e però dall'altra anche come dire, in qualche modo favorire l'integrazione. Per esempio, banalmente dico così, ai filippini che vengono a San Pietro, per esempio c'è la festa di San Pietro, noi dico mi raccomando, venite, partecipate anche alla festa di San Pietro perché fate parte anche voi della nostra momento comunità, di festa, no? Certo. Quindi, E poi credo che sia anche una storia che si ripete, pensiamo agli italiani immigrati in Sud America dove ci sono dei veri e propri quartieri italiani anche in località sudamericane, americane o insomma del Nord America, quindi comunque diciamo è una storia che si ripete con flussi che cambiano la direzione. Allora, grazie per questo approfondimento. Ricordiamo il convegno che è il 26 maggio, quindi sabato alle 18 all'Auditorium San Francesco. Interverrà, come abbiamo detto, Eraldo Affinati, insegnante e scrittore, fondatore della scuola Penny Wharton, e poi ci sarà come moderatrice Paola Pastorelli. Ci sarà l'analisi del territorio condotta da Francesco Gastaldi, docente universitario, che avrà dei dati numerici perché poi quelli danno anche una dimensione del fenomeno, e l'assessore ai servizi sociali del comune di Chiavari, presidente della conferenza dei sindaci, Fiammetta Maggio. È un primo passo, Don Beppe, poi dobbiamo anche magari rivederci, ci diamo già appuntamento, perché poi c'è già un secondo appuntamento. C'è già un secondo appuntamento. Questo lo possiamo dire, credo. Sì. Il 29 maggio di pomeriggio ci sarà il primo incontro fra alcuni rappresentanti della Chiesa diocesana e gli enti, le istituzioni legate al territorio, cioè i 3 distretti sociosanitari, no? Sì, e anche il terzo settore, dovrebbe esserci la Caritas, mi pare, no? Sì. No, ecco, da parte della Chiesa c'è la Caritas, l'ufficio Migrantes, l'ufficio missionario e l'ufficio per la scuola, l'università e la pastorale giovanile. Noi 4. Da parte degli enti mi pare che ci siano un po' i rappresentanti dei 3 distretti sociosanitari. Anche il terzo settore che è una realtà importante, anche quella da un punto di vista del... Sì. No, credo di sì, che sia, credo anche che poi in un contesto piccolo come il nostro, cioè, è importante poter lavorare in questi termini, cioè così, in modo unitario, ecco. Bene, grazie per essere stati con noi, per averci aiutato ad approfondire questo tema. Tutti i nomi del mondo, le nuove generazioni del Tigullio, per chi avesse desiderio di approfondire ulteriormente, ricordiamo il 26 maggio all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Grazie ai nostri ospiti, grazie ai nostri telespettatori, l'appuntamento come sempre torna domani.